Creare un settore giovanile efficiente che dia continuità al progetto nuorese che vede la prima squadra quest'anno disputare il campionato di Serie D. Una formazione in cui saranno pochissimi giocatori nuoresi. Per invertire questa tendenza, la società di Via Aosta ha sottoscritto un accordo pluriennale con la PGS Sales di Nuoro per dare vita al settore giovanile nuorese. Un progetto che metterà in campo 14 squadre, dai Pulcini alla Juniores, con quasi 200 calciatori e una settantina di dirigenti. L'obiettivo è nel medio e lungo termine arrivare ad alimentare la prima squadra con elementi prodotti in casa. Un accordo che è stato ufficializzato stamattina alla presenza del presidente della Nuorese Michele Artedino, del presidente della PGS Sales Serafino Cosmamusu e di Pasquale Mereu, responsabile del settore giovanile verde e azzurro. Le due società sono arrivate a siglare l'accordo dopo lunghi colloqui e metteranno assieme le rispettive competenze. La PGS Sales da 20 anni si occupa di settore giovanile, mentre la Nuorese arriva ad alti e bassi che hanno seguito l'andamento delle sorti della società. Ma ora il presidente Michele Artedino vuole far mettere radici al progetto di un settore giovanile ritenuto strategico per una società che voglia avere un futuro. La PGS Sales metterà a disposizione il suo know-how e la sua rete di rapporti internazionali con società polacche come il Legia Varsavia o maltesi. L'obiettivo è quello di creare un settore giovanile in grado di attirare giovani talenti non solo da Nuoro ma anche dal circondario, ha sottolineato Pasquale Mereu. Si tratta di un accordo aperto alla collaborazione di chiunque voglia farlo senza barriere. Questo in un'ottica sinergica e con l'opportunità data alla Nuorese di mettersi in mostra sui campionati nazionali. La società verde-azzurra sta per formalizzare degli accordi di collaborazione col Chievo Verona e con l'Entella, neopromossa in Serie B. Le squadre del settore giovanile nuorese avranno base nel campo di Città Giardino, che la PGS Sales intende trasformare in una sorta di cittadella sportiva con la costruzione di 5 nuovi campi in sintetico.